Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento in diretta con A Voi la Linea, che apriamo con la pagina Covid e in particolare parlando di terze dosi, focus soprattutto sulle case di riposo e sui sanitari. A Casa Mafalda ad Aiello si comincia oggi con l'inoculazione della terza dose agli ospiti. Allora ci colleghiamo in diretta con Paola Treppo per saperne di più. Buongiorno Paola, a te la linea. Sì, eccoci, siamo all'esterno di Casa Mafalda, una casa di riposo comunale dove oggi sarà inoculata la terza dose del vaccino Covid per gli ospiti. Con noi abbiamo alla mia destra il sindaco Roberto Festa, con giorno importante per la comunità della casa di riposo. Beh, certamente sì, e con particolare attenzione che noi ci dedichiamo ai nostri ospiti. Chiaramente in questo periodo particolare di Covid è assolutamente fondamentale che la casa, come vedete siamo all'esterno, che in questo momento sia chiusa, proprio per la salvaguardia degli ospiti. Il vaccino fa parte di questo tipo di salvaguardia a cui teniamo moltissimo. Ecco, come accennato dal sindaco, in casa di riposo, come fu anche all'inizio della prima ondata di Covid, è vietato l'accesso alle persone per evitare che persone portatori sani, chiamiamoli così, possano portare il contagio all'interno della struttura, che ha naturalmente delle persone fragili. Con noi abbiamo anche l'assessore all'assistenza del comune di Aiello del Friuli, Luca Mucchiut, con una importante realtà, quella di Aiello, anche perché raccoglie persone anche di altri paesi. Raccoglie, sì, buongiorno, raccoglie persone di altri paesi, ma soprattutto persone del posto, persone che sono nate, cresciute e hanno speso la loro vita nei dintorni, ed è giusto che trovino degno conclusione del proprio percorso in un ambiente familiare, attorniato dagli affetti, dagli amici, dai parenti. Ecco, i parenti possono entrare comunque in questa fase della pandemia? I parenti possono entrare previo appuntamento, ci sono delle zone apposite dove possono ricevere i propri carichi, i propri congiunti. Ecco, in sicurezza naturalmente? Sempre in sicurezza e col Green Pass. È molto importante in questo periodo fissare con un largo anticipo gli appuntamenti, anche in vista delle feste, perché dovremo prendere dei provvedimenti in merito per non trovarci in situazioni di pressione con parenti che vogliono assolutamente visitare i propri parenti e non c'è possibilità. Tutto qua. Quindi insomma è importante naturalmente anche l'appuntamento con le feste, quindi il saluto ai nonni deve essere organizzato bene. Il saluto ai nonni deve essere organizzato, abbiamo anche preso un provvedimento di limitare le uscite con gli ospiti, perché era abitudine che i volontari li portassero a fare una passeggiata in paese. Abbiamo preso questa decisione nostro malgrado per evitare appunto eventuali contatti. E allora sentiamo adesso Emanuele Barbangelo, che è il responsabile del servizio della struttura, quindi insomma è la persona che più è a contatto con gli ospiti, con gli operatori. Ecco, quanti sono gli operatori che lavorano all'interno della struttura? Ma all'interno della struttura lavorano una cinquantina di operatori, sono in gran parte dipendenti da una cooperativa in appalto, e quelli che sono in servizio hanno ricevuto tutte le 2 dosi di vaccino, e magari chi è stato malato di Covid solo una. Comunque adesso stanno cominciando a ricevere anche la terza dose, già qualcuno mi ha informato di ciò. Ecco, quanti sono gli ospiti e qual è la loro età media? Allora, gli ospiti presenti attualmente in struttura sono 58, la struttura ha una capienza per 60 posti letto, ma manteniamo una stanza a disposizione per un'eventuale emergenza per l'isolamento. L'età media è superiore ai 90 anni, diciamo abbiamo una buona età media, sì, sono grandi anziani. L'altra settimana anche una ospite ha compiuto 100 anni, ecco, abbiamo festeggiato internamente questo evento. Ecco, è una casa per non autosufficienti, per autosufficienti che tipo di assistenza fornisce? No, è una casa per non autosufficienti, ci sono anche alcune persone con demenza, perché la richiesta da parte delle famiglie oggi come oggi è per la maggior parte appunto per i non autosufficienti, e soprattutto si stanno incrementando le problematiche cognitive, ecco.
Ecco, quindi persone con una fragilità importante, quindi la terza dose arriva insomma un po' come una benedizione. Sì, arriva come una benedizione, soprattutto in questo periodo in cui aumentano i contagi. Come diceva l'assessore, siamo in allerta perché appunto la situazione a livello regionale, come è noto, è critica e quindi abbiamo dovuto allertare anche i familiari, nel senso che facciano molta attenzione quando vengono in visita a non manifestare i sintomi che possono appunto essere sintomo di contagio, ecco, sì, quindi evitare, perché per noi sarebbe una situazione molto grave, di grave difficoltà dover affrontare dei contagi interni e soprattutto per non mettere a repentaglio la salute e la vita dei loro cari. Ecco, quindi sono oltre 100 in sostanza le persone che gravitano attorno a questa realtà di Casa Mafalda qui ad Aiello del Friuli. Massima sicurezza, massima attenzione per tutelare quelli che sono i nonni e le nonne accolti quindi in questa struttura. La terza dose sarà inoculata a tutti gli ospiti? La terza dose sarà inoculata in linea di massima a tutti gli ospiti, adesso bisogna vedere le tempistiche, la gran parte verrà effettuata oggi, perché poi dipende se hanno ricevuto la seconda dose prima o dopo o meno di 6 mesi fa, eccoci. Benissimo, allora grazie al sindaco Roberto Festa, all'assessore all'assistenza del comune di Aiello del Friuli Luca Mocchiuti, al responsabile del servizio qui da Casa Mafalda. Da Aiello del Friuli è tutto. Parliamo di automobili perché nell'ultimo mese in Friuli Venezia Giulia sono calate del 40% le immatricolazioni, questo per la mancanza di semiconduttori, una situazione che mette in allarme il comparto. Ci sono alcune imprese per le quali è stata riattivata la cassa integrazione, si registra invece un boom di vendite per quanto riguarda l'ibrido. Un calo di immatricolazioni a ottobre pari a poco meno di 1200 vetture rispetto a un anno fa. Anche il Friuli Venezia Giulia paga la carenza mondiale di microchip nel settore automobilistico. E quindi dei famosi semiconduttori che vanno un po' in tutte le centraline, no? Nelle auto e in diverse parti dell'auto, e questo blocca la produzione e quindi evidentemente non arrivano le macchine e non riusciamo a consegnarle. C'è stato però un boom di vendite per quanto riguarda l'ibrido in quest'ultimo periodo? C'è stato un boom di vendite per quanto riguarda l'ibrido, perché l'ibrido comunque è una cosa intelligente, è un misto tra auto a batteria e con l'alimentazione tipica. C'è anche la possibilità, e lì è stato un po' anche il segreto, di avere il mild hybrid, che sono, direi così, degli ibridi che mantengono comunque la struttura dell'auto con benzina o diesel anche addirittura, e in più si può utilizzare l'incentivo. Quindi l'incentivo aiuta le vendite anche in prospettiva futura per l'elettrico? L'incentivo aiuta le vendite anche in prospettiva futura per l'elettrico, sicuramente, perché l'elettrico ha bisogno di essere incentivato e sostenuto, anche perché ha un costo completamente diverso rispetto a un'auto normale. In questo momento quindi l'elettrico è ancora, diciamo, in stand-by? L'elettrico, diciamo, che sta crescendo sempre di più, comunque rappresenta ancora solo il 3,5% del mercato italiano e anche del Friuli, quindi c'è bisogno ancora di qualche anno per poter dire che l'elettrico abbia anche lui un peso nel mercato che possa essere più importante, attorno a un 15% per esempio. Come del resto stanno arrivando ad avere le vetture ibridi che ormai hanno attorno a un 25% di quota di mercato, considerando che, se voi ricordate, il famoso diesel aveva il 35% di quota di mercato, che chiaramente sta diminuendo, l'ibrido è già arrivato ad un 25-26%, quindi ottimo, è una scelta intelligente, ripeto. Per quanto riguarda ancora le immatricolazioni, il lockdown non vi ha aiutato nel primo periodo, poi c'è stato un po' di ripresa, ma adesso il cliente, insomma, è tornato a cercare una vettura, ma appunto non riuscivate ad accontentarlo subito. Allora, diciamo che l'anno scorso abbiamo avuto il famigerato 2020, dove siamo stati chiusi 2 mesi come tutti del resto, e quindi abbiamo sofferto non poco, anche se poi grazie agli incentivi governativi verso fine anno siamo riusciti comunque a migliorare le performance e a portarci quasi alla pari rispetto all'anno prima.
Quest'anno, che è un anno direi buono, perché comunque la gente ha voglia di comprare l'auto, ha voglia di cambiare, ha voglia di sostituire l'auto che, come sapete, in Italia ma anche in Friuli il parco circolante, il 60% del parco circolante ha più di 10 anni, quindi c'è anche direi l'entusiasmo, il piacere di cambiare, ma soprattutto l'incentivo governativo, no? Questo eco bonus che ti dà la possibilità, è un buon aiuto oltre ai nostri incentivi per poter cambiare l'auto. Stiamo vendendo direi abbastanza bene, però purtroppo non abbiamo le macchine, quindi quando si vende ma purtroppo non si può consegnare, non si fattura e non si margina, e i costi comunque ci sono e dobbiamo tenerne conto. Parleremo nella prossima parte di A Voi la Linea di due progetti che riguardano la valorizzazione turistica di Sacile e anche di un atteso spettacolo musicale. Tra poco. Parliamo di Sacile perché il Comune, in collaborazione con Livenza Servizi Mobilità, lancia due progetti per la valorizzazione turistica del Giardino della Serenissima. Da una parte dei percorsi per godere degli angoli più belli della città e dall'altra il sostegno alla mobilità sostenibile, in particolare legata all'utilizzo della bicicletta. Questa mattina la presentazione a Palazzo Ragazzoni. Sacile punta sul turismo, sulle bellezze di questa città con un progetto importante, ne parliamo con Roberta Lotta, assessore al commercio di Sacile. Sì, è un progetto che vuole far diventare una Sacile che ha indubbiamente una valenza turistica, e questa è riconosciuta, una città da visitare, una città da vivere, e abbiamo pensato a questo progetto che si divide in due sezioni. Uno è Sacile Experience, che mira a evidenziare le eccellenze del territorio, quindi le eccellenze culturali, naturali, enogastronomiche, con delle proposte, diverse proposte per target differenti e anche per offerte differenti. E poi c'è Bike.Livenza. Bike.Livenza invece è pensata per far diventare la città una città sostenibile, con diversi itinerari legati alla bicicletta. Metteremo una postazione faremo innanzitutto una tracciatura dei percorsi ciclabili all'interno della città, che si possano collegare a tutti gli altri percorsi del territorio, quindi la Ida, il Cammino di Sant'Antonio, il Cammino di San Cristoforo e gli altri percorsi ciclabili, e una mappatura che sarà sia in versione digitale che cartacea da distribuire ai turisti e ai vacanzieri. Posizioneremo una colonnina di manutenzione della bicicletta per coloro che vogliono manutenzionare la propria bicicletta in autonomia, quindi sarà dotata di tutti gli strumenti, e sarà dotata anche di una postazione per le cariche delle e-bike per chi si muove, e sappiamo sempre di più con le e-bike. A breve posizioneremo anche altre 10 e-bike, ma quelle verranno messe a noleggio con un'applicazione e un'app a noleggio in diverse posizioni della città. Le biciclette hanno un'autonomia di 50 km, quindi permetteranno di scoprire tutto il territorio che lambisce Sacile, sino a Budoia, Polcenigo, Caneva, ma anche scendendo verso Bruniera, Porto Bufalè. E questo si aggancia al progetto che stiamo portando avanti del contratto di fiume, che è un progetto partecipato che coinvolge 8 comuni dell'Alto Livenza. Un progetto importante che naturalmente avrà dei tempi tecnici per essere realizzato, ma noi ci crediamo, questo è il nostro obiettivo, di rendere non solo Sacile interessante, ma tutto il territorio che la circonda. Sindaco Spagnol, Sacile punta sul turismo, sulla valorizzazione del territorio con questi due progetti, insomma importante per attirare sempre più persone nel Giardino della Serenissima. Le potenzialità della nostra città sono già conosciute, bisogna sfruttarle al massimo del possibile, e soprattutto per quanto riguarda la comunicazione, perché i contenuti ci sono, bisogna cominciare a divulgare ancora di più quello che
la nostra città è in grado di offrire, non solo per quanto riguarda gli aspetti già conosciuti, ma anche quelli come attraverso queste esperienze si possono valorizzare. Il tema del Covid in questi 2 anni ha messo alla luce quelle che sono nuove forme di turismo lento, di conoscenza di scorsi e di angoli della nostra città non ancora conosciuti, e attraverso queste 2 straordinarie opportunità noi contiamo di attirare tante persone che a Sacile possono venire a conoscere già quello, come dicevo, già noto, ma anche aspetti completamente sconosciuti, scorci inediti e spazi e dimensioni e anche opportunità a livello proprio anche turistico che fino ad oggi non sono state ancora perlustrate. Tornerà il 3 dicembre la Ceghedaccio Symphony Orchestra con un progetto e un concerto evento al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, progetto lanciato nel 2018 che quest'anno vuole essere un segnale di ripartenza in attesa del ritorno del Ceghedaccio vero e proprio alla Fiera di Udine dopo 2 anni di stop. Let the Music Play è un grande segnale di ripartenza. Beh, insomma, cerchiamo di fare tutto quello che si può fare. Adesso le capienze dei teatri sono al 100%, abbiamo preferito fare questo format non da ballo ma da spettacolo perché appunto c'è il 100% e quindi la ripartenza per noi è molto importante e questo spettacolo è davvero accattivante ed emozionante. Speriamo che tanta gente ci sostenga perché è veramente unico nel suo genere. In attesa di tornare a ballare col Ceghedaccio, quello vero e proprio. Sì, quello per quest'anno abbiamo messo via, però il prossimo anno speriamo di ripartire già in aprile con la nuova edizione perché alla gente insomma manca. Tanti dei nostri clienti ci scrivono che vogliono ballare, che vogliono stare in compagnia, che vogliono tornare come prima e noi siamo i primi a voler fare questo perché sentiamo la loro voglia di partecipare e noi soffriamo di questo, ma purtroppo in questo momento non si può fare e quindi dobbiamo aspettare il prossimo anno. Ecco, raccontiamo cosa si sentirà, cosa si ascolterà al Giovanni da Udine il 3 dicembre. Beh, la musica degli anni 70-80, la disco, il funky, il soul che nasce dagli anni 70, dall'orchestra di Barry White, dall'Air Wind and Fire, Kool and the Gang, KC, The Sunshine Band, ce ne sono tantissimi, arriviamo fino agli ABBA, quindi... Però fatti in una chiave un po' diversa. Fatti orchestrati dal maestro Dennis Feletto, che li ha riarrangiati tutti per questo tipo di orchestra da 30 elementi con i cantanti, poi ci sono delle voci veramente strepitose questa edizione, e quindi la chiave per l'ascolto è veramente unica, come dicevo prima, bisogna venire ad ascoltare e a guardare questa meravigliosa orchestra. Cosa ascolterà il pubblico del Giovanni da Udine? Non siamo abituati ad ascoltare questo genere di pezzi eseguiti con un'orchestra. Sì, allora lo scopo era quello di cercare di riportare l'energia che originariamente quei pezzi hanno, con una formazione che in realtà è un po' particolare, è una formazione abbastanza estesa, una trentina di elementi, a suo modo sinfonica perché ha una quindicina d'archi, ha i fiati, eccetera. E quindi lo scopo principale era quello, no? Cercare di dare un sound che fosse da un lato acustico orchestrale e dall'altro con quel groove, quella emotività e quell'energia dei brani originali. Di nuovo c'è che in realtà, oltre a fare alcuni brani che sono singoli in qualche maniera, sono la riproposizione riarrangiata del singolo brano dall'inizio alla fine, abbiamo parecchi cosiddetti medley, ovvero dei contenitori che in maniera anche un po' che ricorda il fare il DJ, in qualche maniera raccolgono più di un brano tutti assieme, quindi il pubblico secondo me può divertirsi nel essere a metà di un brano e cominciare a sentire altre note che riecheggiano qualcos'altro e avere quell'emozione di scoprire continuamente brani nuovi durante tutte queste 2 ore di spettacolo. C'è qualche brano che l'ha particolarmente colpita o divertita a dirigere? Beh vabbè, senza svelare segreti, però voglio dire, facciamo un grande medley degli ABBA, che in qualche maniera è anche un tributo in quest'anno in cui sono tornati fuori con un loro disco, e quello è una grande emozione perché in qualche maniera ha rappresentato veramente la storia di un certo periodo e quindi è estremamente divertente. Assessore, in attesa del grande ritorno del Ceghedaccio l'anno prossimo, un'anticipazione al Giovanni da Udine?
Sì, noi riteniamo sia molto importante questo evento del Gheghedazzo Symphony Orchestra che si svolgerà al Teatro Giovanni da Udine il 3 di dicembre, perché sarà un momento molto piacevole, perché con la musica anni 70 ed 80 senz'altro si animerà questa importante attività della nostra comunità, e già nell'edizione che si è svolta quest'estate a Lignano è stato un grande successo, e quindi in un momento particolare, perché non dobbiamo mai dimenticarci che siamo ancora in un periodo di pandemia, il fatto di poter svolgere in sicurezza, perché ci sarà una grande attenzione al rispetto delle regole, un evento che comunque porterà senz'altro un grande seguito e soprattutto darà un momento di gioia e di spensieratezza nell'ambito delle festività natalizie di cui abbiamo tutti estremamente bisogno. Noi prima di salutarci riapriamo la pagina Covid, perché c'è l'aggiornamento del bollettino che riguarda la nostra regione con i dati dei contagi e anche il numero dei decessi, che oggi purtroppo sono 6, sono 346 nuovi contagi rilevati su 7.075 tamponi molecolari eseguiti. La percentuale di positività è del 5,14%, 54 i casi rilevati da 14.993 test rapidi. Dicevo appunto 6 decessi registrati nella giornata odierna, sono quelli di un uomo di 92 anni di Trieste che è morto in casa, un uomo di 90 anni di Trieste deceduto in RSA, una 71enne di Trieste morta in ospedale a Pordenone, una 63enne di Latisana morta in ospedale a Udine e un 92enne di Zoppola che è deceduto in ospedale a Pordenone. C'è anche una 85enne di Gorizia morta in una struttura per anziani. Sono 19 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti accolti in altri reparti risultano essere 126. 3.504 le persone in isolamento. Relativamente ai casi che riguardano il servizio sanitario regionale, in Asuggi sono state rilevate le positività di uno psicologo, di 6 infermieri, di un operatore sociosanitario e di un tecnico. Nell'azienda sanitaria Friuli Centrale di un medico e di un infermiere, e nella Friuli Occidentale di un tecnico. Inoltre è stata rilevata la positività di un infermiere dal Burlo Garofalo di Trieste. Per quanto riguarda le residenze per anziani, rilevati 8 casi tra gli operatori a Udine, Clauzetto, Zoppola, Ronchi dei Legionari e Magnano Riviera, e 13 tra gli ospiti delle strutture di Zoppola, Gradisca di Sonzo, San Canzian di Sonzo e Ronchi dei Legionari, ed è stata infine registrata la positività di una persona rientrata dall'estero, in particolare dall'Albania. È tutto per questa edizione di A Voi la Linea, che torna domani come sempre alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.